A Cianciana ieri si è svolto un convegno sul futuro dei Monti Sicani organizzato dal Rotary Vivona Montagne delle Rose Magazzolo alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. Presenti quasi tutti i sindaci del Vallone. Un approccio puntuale ed esaustivo a questo tema è stato garantito dalla presentazione del libro bianco sulle infrastrutture in Sicilia a cura dell'ex presidente del Rotary Franco Vitellaro. La pubblicazione vuole rappresentare lo stato attuale delle infrastrutture e dei trasporti nell'isola, le grandi opere stradali, portuali, aeroportuali, ferroviarie rimaste incompiute, quelle progettate da realizzare con i rispettivi importi necessari. Uno spazio è stato dedicato al dissesto idrogeologico, al monitoraggio dei ponti esistenti a rischio crolli e ai possibili benefici anche ambientali del ponte sullo stretto. Il volume ha lo scopo di accendere l'attenzione delle autorità di governo regionali e nazionali su questi temi che vengono affrontati da un punto di vista tecnico e risoluto. Il libro è una sorta di non denuncia, ma una luce, un curso tale noi abbiamo pensato di far emergere una luce, ma se riguarda tutta la Sicilia, non riguarda questo territorio. Io volevo iniziare, ho 5 minuti di tempo, non di più. In 5 minuti, tutti i 5 minuti abbiamo. Volevo iniziare con due episodi. Uno che riguarda la mia infanzia. A 12 anni e mezzo passavo il pullman, io mi presento, sono Franco Vitellaro, nato a Mileno, un paese della provincia della Caltanissetta, e il pullman alle 6:25 partiva da Campofranco alle 6:15 di lunedì, quindi passata alle 5:30, prendere il pullman e andare al liceo scientifico, e le prime 2 ore del lunedì erano di matematica, arrivare distrutti 2 ore, arrivavo alle 8:40. Ora quando ho fatto la strada con Giovanni Noto mi sono sentito un po' male, perché mi dava lui, questa strada la dovevo rappresentare perché ho rivissuto quei momenti. È stato dalla Paolino. Quindi poi un altro fatto che in questi giorni ho vissuto, così come mia moglie eravamo in macchina, una sua amica mi mandò un messaggio: sono arrivata a Siracusa. Ebbene, un concorso per 40.000 partecipanti, e questa la dice lunga di come siamo combinati in Sicilia. Lei era di Mussomeri, ma viveva da Agrigento, prende il treno da Agrigento perché voleva accompagnare il figlio, per poverino era vedovo, e arriva dopo 5 ore e mezzo a Siracusa. L'avevano assegnata come forma di quelle che organizzano questo convegno, quelli di Mussomeri l'avevano assegnata a Siracusa. 5 ore e mezzo di treno. Agrigento, non fa. Ora dico, immaginatevi una struttura con 5 ore e mezzo. E questo potrei chiudere qui, potrei chiudere il mio intervento per dire che noi come Rotary, nel nostro piccolo, vogliamo essere una luce per dire: attenzione, questo ci frena lo sviluppo, ci fa andare via. Ha fatto un discorso bellissimo la nostra Presidente. Ha detto: ma voi volete che io resti? Ma se volete voi che io resti, voi a noi grandi, fateci andare in discoteca. Ma non andare dicendo che le complicare 2 ore, fateci andare a studiare a concorso, ma non andare dicendo che c'è tutto il venimento a Palermo, non lo so, ma andare dicendo ci vogliono quindi i giovani che facciamo? Ho visto io un elenco dei paesi dei Monti Sicani dove la media è di meno 10%, parlo media di abitanti negli ultimi 10 anni. E qui la media, io ho fatto la media che risulta da un atto. E io ora mi avvio alla conclusione, però facendo 2 passaggi. Per essere positivo, io sono un figlio, infatti sono parecchi figli. Lo dico per me, sono tanti da loro già sono a conoscenza, ma la delibera di giunta regionale, qua io saluto l'assessore Falcone che personalmente per il lavoro che faccio, gli faccio complimenti perché per il presente significa che lei arrivano via WhatsApp, perciò immaginate. E allora la delibera di giunta regionale del 131 del 23 marzo 2022, segnatevi questo, delibera giunta regionale 131 del 23 marzo 2022.
Ci sono 855 pagine dove questo territorio viene massacrato, verrà penalizzato. E vi spiego perché. Perché questa delibera programma i fondi del 2021-2027. Ha creato i nuovi urban center, che significa le città. Vi faccio vedere da lontano, voi vi rendete conto, questa la potete trovare a casa per internet. Questi sono, il futuro sono questi cerchiati, e tutto il resto della Sicilia. Cioè lì passerà quasi l'80% dei finanziamenti. E il resto della Sicilia, che fine farà? E proprio perché venivo qua, questa è una notizia che do, perché quando si fanno queste cose, che nemmeno all'assessorato vengono calate dall'alto, vengono calate dall'Europa, se devono fare le grandi città. Ma scusate, è il territorio. Ma ne avete chiesto ai sindaci che conoscono le problematiche del territorio come sono competenti? Possiamo omogeneizzare tutto? Non si può, secondo me non si può omogeneizzare. Quello che succede in Francia, in una zona, non può essere applicato alla Sicilia. I Monti Sicani hanno tutto un territorio particolare che magari è vocato al turismo, un nuovo turismo. Allora perché penalizzare? Io direi che poi andate a casa per visitare questo delibera, vedrete che addirittura questi comuni in rosso, vedete il rosso, dove ce ne sono 5 dei comuni dove sono presenti i sindaci qua, non parteciperanno a questi finanziamenti. Perché? Si faranno, e ve la faccio vedere in giallo, così lo vedete meglio. Queste sono le nuove città, quindi si prepariranno queste città, si faranno dei consorzi dei comuni e lì arriveranno all'80% del finanziamento.